Per guida ai campionati siamo con Chiara Simeoni. Chiara, una doppietta tua oggi, 4-2 il risultato finale, ti sembra di aver trovato una brillantezza che mancava domenica magari? Allora, diciamo che abbiamo fatto una partita un po' faticosa all'inizio, anche perché il campo non ci permetteva di giocare palla a terra. Abbiamo dovuto adattarci, cercare di sfruttare di più i lanci lunghi, così sono arrivate anche occasioni più favorevoli, tipo il mio primo gol. E poi sì, rispetto a domenica scorsa magari siamo state un po' più ciniche davanti alla porta, forse questo è quello che ci è mancato domenica scorsa. All'inizio del secondo tempo il mister ha fatto il cambio che aveva fatto anche domenica, cioè ha spostato Da Rossa dietro e ha spostato De davanti. Subito avete trovato il vantaggio del 2-1, poi dopo altri 7 minuti hai fatto la tua doppietta. Sì, diciamo che se gioco davanti mi sento più libera e faccio quello che voglio, quindi un po' corro cioè faccio quello che voglio, quindi un po' Diciamo che mi libero, ti esalta il ruolo. mi esalta di più, diciamo. Posso andare avanti, correre, segnare, che mi piace di più, senza star là a pensare che devo difendere, madonna, che un po' mi trattiene, e quindi sì, preferisco giocare davanti, però vabbè, per la squadra gioco anche dietro, non c'è problema. Oggi il Marcon ha pareggiato di nuovo 1-1 giù a Perugia e è tornato in testa al campionato. Sì, il Perugia si è confermata una buona squadra, infatti ci ha messo in difficoltà domenica scorsa, e per fortuna ha messo in difficoltà anche il Mestre questa domenica, e diciamo che adesso dobbiamo cercare di mantenere la vetta della classifica, sapendo che ovviamente lo scontro diretto è dove ci si gioca tutto. Grazie a Chiara Simeoni, buon campionato. Grazie a voi. Siamo con Giorgia Filippi e Alice Spada. Giorgia, l'11° gol in campionato oggi sui rigori. Sì, sono molto contenta che ho portato questo gol alla squadra e spero di farne altri nelle prossime partite. Poi oggi è andata come è andata, loro sono state molto brave, in un campo difficile e niente. Alice, secondo te com'è andata la partita, a parte le condizioni del campo che magari non potevano produrre un buon gioco? Il primo tempo è andato bene, abbiamo tenuto a testa un'ottima squadra, poi il secondo tempo non lo so, ma noi sempre così, o i primi 20 li giochiamo da Dio o facciamo questa figura e vabbè dai, siamo anche un po' messe male, però oggi il Vittorio se l'è meritata tutta. Un commento generale sul campionato vostro? Diciamo che abbiamo perso punti per strada che meritavamo di più, però ci giochiamo partita dopo partita e poi niente, speriamo che vada tutto bene. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Siamo ora con Giorgia Cisotto. Giorgia, hai aperto la goleada, se così si può dire. Sì, aperto, ma diciamo che non è bastato, perché dopo il gol siamo andati subito sull'1 pari, quindi abbiamo dovuto riaprire un'altra volta. Per fortuna l'Adri, che ha riaperto per la seconda volta, siamo riusciti a sbloccarci meglio e a portare a casa questa partita, perché l'1 non era bastato, insomma. Comunque anche oggi, e sono diverse partite, sono andati in gol tutti gli attaccanti. Sicuramente, questo non ci avevo pensato, ma è un aspetto sicuramente positivo. D'altronde giochiamo a 3 davanti e veniamo cercati tanto anche dai centrocampisti, anche dai difensori stessi, che spesso li lanciano. E è giusto che quando ci chiamano in causa, insomma, rispondiamo. Quanto sarà difficile non mandare in campo da adesso alla fine, che magari sono tutte finali, le giocatrici con più esperienza? Ma io credo che in realtà, anche se ci sono 2 elementi in mezzo a altre 9 persone con esperienza, questo non fa tanto la differenza, cioè anche le più giovani sono tutte bravissime e giocando a fianco a gente che è da anni che gioca, sicuramente se la caveranno bene, e come abbiamo visto oggi non c'è appunto nessun problema. Scusa, domenica prossima c'è la sosta, ho sbagliato io, scusa.
e si riprende quella dopo con la partita in casa contro il Gordice dell'ex Maniezzo. Sì, sicuramente il Gordice, anche se ha avuto un'andata un po' difficoltosa, adesso si è ripreso tanto. Anche quella sarà una partita, una finale, una partita che sarà da non sottovalutare assolutamente. E insomma siamo qui per giocarcela fino alla fine, per arrivare allo scontro diretto sempre in testa. Gordice che ha pareggiato in casa col Bearzi 0-0. Appunto, si sta tanto riprendendo in quest'ultimo periodo. Sarà il cambio di allenatore, sarà il portiere, la Laura Maniezzo, che è così troppo forte, però sicuramente è una buona squadra anche quella che si è ripresa in questo girone di ritorno. Grazie Giorgia. Grazie a voi, arrivederci. Finalmente dopo diverse vicissitudini siamo con Giulia Reginato, Giulia portiere del Vittorio Permac. Oggi una partita di ordinaria amministrazione, il rigore ci sei quasi arrivata, poi il gol loro è stato imparabile. Sì, diciamo una partita tranquilla per quanto mi riguarda, diciamo dal punto di vista della difesa, tolti i 2 gol, sì, il rigore. Ero lì, avevo visto che mi guardava il palo dalla mia sinistra, poi sì, avevo intuito che potesse tirarla a destra, però è stata bravissima lei perché l'ha messa proprio bene. Il secondo gol, vabbè, è andata così, nel senso disattenzione nostra sul 4-0, mi pare 4-1, forse non erro, ecco. E vabbè, cioè, ci sta, dai, ci può stare, magari la prossima volta evitiamo, però insomma va bene così. Hai avuto un problema muscolare durante la partita? Sì, no, cioè problema muscolare no, semplicemente sul rigore, magari probabilmente fredda, per quest'aria che c'era, con l'aria che c'era, e quando ho fatto per staccare ho sentito un po' fastidio, però insomma credo tutto a posto. Un commento generale sul tuo campionato? Bella domanda, sì, è stato un campionato un po' anomalo per quanto mi riguarda, nel senso che sono stata ferma diverse partite per colpa di un intervento che ho fatto, poi ne ho dovuto fare un altro, sono stata ferma ancora, poi ho avuto un problema muscolare, cosa che in 10 anni che gioco a calcio non è mai capitata, ma quest'anno evidentemente deve andare così. Questa è la 6ª partita che gioco, forse 7ª, e quindi speriamo di continuare, dai, nel modo migliore, però insomma continuiamo così. Grazie Giulia. Grazie a voi. Siamo ora con mister Mastroiaco. Mister, siete durati un tempo, diciamo. Ah beh sì, quando fai allenamento in 5 duri un tempo. Pensavamo di riuscire a sbloccarla subito, era l'unico modo, riuscire a sbloccarla subito e basta, perché se non dovevamo fare la partita che abbiamo fatto all'andata non ce l'avremmo fatta fisicamente. Perché fare allenamento in 5, il nostro 5 sono 2 anni e mezzo che non gioca a pallone, e quindi abbiamo i 2,99 che sono entrati dopo, che ci hanno aiutato la primavera, perché sennò siamo contati. Anche domenica abbiamo fatto l'impresa, oggi non ci è riuscito perché comunque siete una gran bella squadra. Secondo me la più buona, perché da quelle che ho visto sia dall'andata che adesso, siete la più buona, siete quella che secondo me merita di andare su. Adesso cercheremo di farvi un favore col Marcon, perché tanto le giocheremo tutti alla morte come abbiamo giocato oggi, perché tanto il risultato comunque noi l'abbiamo giocata per quello che potevamo e fisicamente. Un commento generale sul vostro campionato? Oddio, che se giocavamo molte partite come abbiamo giocato questa o come abbiamo giocato quella precedente con la stessa cattiveria, forse non eravamo là a soffrire per retrocedere. Comunque mister, siete a metà classifica. Te lo dico quando ho visto i risultati dopo degli altri, perché comunque alla fine se gli altri hanno vinto, dopo il risultato buono che abbiamo fatto domenica col Gordice, non è servito a nulla, siamo sempre agli stessi punti, quindi ci tocca soffrire ancora. Poi domenica arriva il Perugia, siamo ancora più in emergenza perché ne mancano 2 di quelle di oggi, e quindi vedremo come va. Visto che il Perugia ha pareggiato con voi, ha pareggiato col Marcon, ci proveremo ad attaccare e a vincere ogni partita, poi come va. Dunque un campionato molto rimaneggiato per la vostra squadra. Sì, rimaneggiato sicuro, perché comunque allenandoci in 5, anzi stiamo facendo anche troppo, speriamo che comunque parecchia gente riesca a capire che si devono allenare, più che altro perché chi lo studio, chi il lavoro, purtroppo così puoi dire, e non studiare perché devi venire a giocare a pallone, purtroppo è così. Siamo contate, quest'anno lo sapevamo che sarebbe stato un anno un po' particolare, ci proviamo, andiamo avanti fino alla fine, vediamo dove arriviamo alla fine. Grazie mister. Niente, arrivederci.